Oggi abbiamo due ospiti, sono la vicepresidente De Berti e la dottoressa Francesca Russo, ovviamente oltre agli assessori Lanzarin e Bottacin. Sono qui per due partite diverse. La dottoressa Russo perché sarà l'occasione per chiarire una volta per tutte, io spero, la partita del Veneto che ha più positivi d'Italia, e poi ovviamente l'assessore la vicepresidente De Berti, perché questa mattina ha tenuto la riunione per i trasporti con tutti i prefetti. Abbiamo presentato anche il piano, quindi noi, come aveva detto, i compiti per casa li avevamo fatti prima del DPCM, abbiamo approfittato in maniera assolutamente, come si dice, in piena disponibilità di dire: guardate, non serve che fate convocazioni di tavoli perché il piano c'è già, fatto peraltro a quattro mani, assieme anche alla collaborazione dell'ufficio scolastico regionale. C'è un presepe, ce ne stanno mandando tanti, cercherò di metterli qua. C'è stato questo donato dall'associazione Ogni Giorno per Emma Onlus, un'associazione di Carbonera, si occupa ovviamente della... Emma è una ragazza che soffre di una malattia genetica, e ci hanno mandato questo presepe, l'hanno mandato a tutti voi, quindi è una simbolicamente al tavolo, insomma, a tutti noi che siamo qui, che lavoriamo per questa partita. Dopo vi diamo anche altri dati sull'associazione per Emma, cioè Ogni Giorno per Emma. Passerei subito alla lettura vi do anche, no, questo no, i tamponi. Allora, noi come tamponi molecolari siamo arrivati a 2.920.021.028 e di tamponi rapidi siamo a 1.204.416. Pensate che nelle ultime 48 ore abbiamo fatto esattamente 73.000 tamponi rapidi. E il totale dei tamponi fatti fino ad oggi è 4.125.444. Cioè queste due cifre sommate fanno 4.125.444. Il numero dei positivi dall'inizio di questa avventura, triste avventura, è di 173.371 e nelle ultime 24 ore abbiamo avuto più 2.427. 2.427 positivi nelle ultime 24 ore, eccoli qua. I positivi ad oggi sono 81.018. I ricoverati sono, allora, in totale sono 3.161. Che sono composti da 346 in terapia intensiva più 1 e 2.815 più 36 in area non critica, quindi ospedalizzati. I morti sono 4.403 più 29 nelle ultime 24 ore e i dimessi sono 8.066 più 71. Allora, noi siamo nella parte alta delle curve, cioè, come vi dico sempre, siamo in una condizione nella quale vediamo che c'è un trend di timida discesa a livello regionale. Poi abbiamo delle realtà dove, diciamo, questa discesa è più evidente e in altre dove la curva è piatta, oppure come a Venezia dove c'è ancora un timido incremento. Abbiamo avuto, se volessimo guardarla proprio in maniera scientifica, abbiamo avuto una crescita graduale, no, dal primo giorno. Se voi guardate la nostra curva, è una curva molto strana rispetto alle altre. Ha una salita sempre graduale, arriva su, quindi non abbiamo avuto impennate iniziali. Abbiamo avuto, vi ricordate, no, che si parla della Lombardia, del Piemonte, dei problemi. Noi avevamo sempre questa curva che cresceva pian piano. Siamo arrivati, ipotizziamo, nella parte alta,
ipotizziamo nella parte alta, perché ormai oggettivamente da 4-5 giorni a settimana si vede che si forma un po' di pianoro. Adesso si spera che pian piano continui, poi decresca. Che fattori ci sono di mezzo? I fattori fondamentali sono che da un lato sappiamo che abbiamo più o meno di un terzo dei positivi rispetto a marzo. Dall'altro abbiamo la certezza che qualche ricovero in più ce l'abbiamo rispetto a marzo, perché abbiamo circa 600 persone in più ricoverate. Ovvio è che di mezzo c'è un differenziale non irrilevante, che non abbiamo avuto 3 mesi di lockdown. A marzo abbiamo avuto 3 mesi di lockdown, adesso non abbiamo avuto lockdown. E quindi paghiamo ovviamente, come tutte le realtà, se andate a vedere i tassi di ospedalizzazione in tutte le regioni italiane, la mancanza del lockdown ha pesato in maniera negativa. Poi c'è il tema di distanziamento sociale, perché non possiamo delegare tutto al fatto che gli ospedali tengano botta. Se la gente non si mette in testa, i cittadini non si mettono in testa che comunque è fondamentale privilegiare in questa fase della nostra vita il distanziamento sociale, finisce che il virus comunque circola. Allora, è un virus che, fra l'altro, dalle indagini che noi abbiamo fatto, ma che verrà sicuramente confermato dall'indagine epidemiologica che la dottoressa Russo ha fatto partire all'Università di Padova e che noi abbiamo voluto con forza, sarà un virus presente allo 0,8-1% a farla grande della popolazione. Cioè, questa è l'incidenza del positivo. Cioè vuol dire che se io mi ritrovo in una stanza con 100 persone, ho una probabilità statistica di avere una persona positiva che mi potrebbe infettare. Allora, da qui nasce il principio del distanziamento sociale. Non avendo ancora noi modo di testare tutti coloro che con i quali condividiamo una stanza, un'aula, una sala, il test fai da te servirebbe moltissimo. E peraltro voglio anche dirvi che anche altre realtà lo stanno portando avanti. Addirittura, se non ho letto male, mi porto la notizia, Giappone, Hong Kong lo distribuisce sui distributori automatici. Hong Kong, grazie. Allora, il distanziamento sociale è fondamentale. Abbiamo visto anche ieri delle scene rispetto alla montagna, insomma, che non sono tanto al distanziamento sociale. Addirittura il collasso delle strade nonostante gli appelli di non andare in montagna. Il rischio valanghe è 5 su 5, cioè vuol dire che probabilità ho che mi cada un meteorite in testa? 100%, nel senso che il rischio valanghe è al 100%. Quindi transitare e dire guarda quanta neve c'è stata, probabilmente non finisci neanche di dire la frase, perché ti ritrovi la valanga addosso. Se qualcuno ancora non l'ha capito, non lo si dica che noi non l'abbiamo detto. Quindi il rischio è altissimo e quindi l'invito a tutti di non andare a pensare che la neve sia lì tutta ferma, perché comunque anche dagli indagini fatte in stratigrafia abbiamo una parte, lo ricorda spesso l'assessore Bottaccini, abbiamo una parte di poltiglia, di neve inzuppata che comunque crea l'effetto cuscinetto. Allora vengo subito al tema e poi passo la parola alla dottoressa Russo. Cioè, noi abbiamo, oggi avete visto 2400 contagiati o poco più. Allora, io non so più in che lingua spiegarla sta roba e oggettivamente faccio appello anche a voi al vostro buon impegno, alla vostra professionalità. Allora, noi abbiamo un modello di testing che è unico nel suo genere, cioè facciamo una strage di tamponi. Arriviamo a giornate dove si fanno oltre 60.000 tamponi. La dottoressa Russo l'ho invitata, che è la massima responsabile del piano di sanità pubblica e quindi del Dipartimento Prevenzione. Perché? Perché noi vorremmo capire a questo punto ufficialmente, ne ho parlato anche stamattina con il professor Brusaferro, fra l'altro, ho detto guardi, ci dia una mano a rendere anche i dati omogenei a livello nazionale, perché io capisco che il mondo della comunicazione non sia tenuto a sapere la statistica o la matematica, perché comunque è mestiere di altri. Però è pur vero che se tu prendi un dato assoluto, il numero di positivi, devi spiegare, primo, che non è confrontabile con altre regioni, perché poi vi dirà la dottoressa, ci sono regioni che fanno solo molecolari,
Ci sono regioni che fanno molecolari e un po' di rapidi, ci sono regioni che caricano un dato, altre che non caricano, ci sono regioni che hanno fatto scelte di sanità pubblica di testare alcune popolazioni e altre no, e quindi il dato è veramente un dato complesso. Però a me interessa dirvi e continuare a sottolineare che se facessimo invece che 60.000 tamponi ne facessimo 120.000, avremmo sicuramente 6.000 positivi al giorno. A me sembra anche assurdo che si continui a non capire questo aspetto. E se ne facessimo 1,2 milioni ne avremmo 600.000 di positivi al giorno. Questa è matematica, Filippo. Fai il conto e non le sbagliare. No, mi perdoni se Prego. non dovrei interromperla, ma io temo che la preoccupazione delle persone, fatto salvo questo metodo, certamente il Veneto fa un boom di tamponi, fa un record, ne fa più di tutti, scova più positivi di tutti. Il problema però è che i positivi ci sono. Cosa Cioè, vuol dire che c'è un numero assoluto di persone infette molto elevato. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che non si riesce ad arginare il contagio. Ma non sta in piedi questo tuo ragionamento, scusami. Se la percentuale di positivi sui tamponi è del 6,93% o è del 10%, è quello che a noi interessa sapere. Cioè, perdonami Filippo, cioè, stiamo parlando di una pesca, no? L'ho detto anche l'altro giorno. Cioè, dipende quanto grande è la tua rete per pescare. Cioè, non puoi dire che non c'è pesce in mare perché hai usato un guadino, quello che usavamo da bambini per andare a prendere le conchiglie in spiaggia al mare. Ma se usi una rete a strascico trovi pesce. Allora cosa vuol dire? Che quel mare è pieno di pesci e l'altro no? Cioè, il dato, guardate, è un dato ufficiale, è la percentuale di positivi sui tamponi. Quello è l'unico dato che qualsiasi regione può tirar fuori. Tanto è vero che è l'unico dato. Cioè, attenzione, ve lo dico, poi voi fate quello che volete, ma il ragionamento che tu poni è sbagliato da un punto di vista scientifico, perché il numero assoluto non vuol dire niente, cioè assolutamente niente. È come se io prendessi due auto, per fare l'esempio, della stessa cilindrata, della stessa marca, facessi il pieno a tutti e due i serbatoi e dopo un tot di tempo vado da entrambi i guidatori e dico: quanto hai consumato? Ah, io ho finito il serbatoio, l'altro mi dice ancora mezzo serbatoio e dico: cavoli, questa consuma la metà. Che dato ci manca? I chilometri fatti. E voi state facendo lo stesso ragionamento. Dite, sono tanti positivi. Sì, ma andate a vedere quanti tamponi e la percentuale sui tamponi. Io mi fermo qui perché mi rendo conto che sta diventando come il muro del suono. E la storia ci darà ragione, cosa volete che vi dica? È matematica questa, eh? Ma del resto, se avete così la voglia di far chiarezza su questo aspetto, interpellate l'Istituto Superiore della Sanità e chiedete un dato omogeneo alla Regione del Veneto. E magari scoprite che la Regione del Veneto è l'unica, se non tra le uniche 2 o 3, che presentano anche tutti i dati con i tamponi rapidi. Perché è inutile che mi mettete i tamponi di una regione che io so che quando li citate a fianco ai nostri non fai rapidi. Che confronto è questo qua? Cioè mi paragoni a una regione che fa 16.000 tamponi al giorno, 15.000, sapendo che io ne faccio 60.000. Forse è più corretto a questo punto fare la percentuale dei positivi sui tamponi, allora forse dalle percentuali uno comincia a fare dei ragionamenti. Fermo restando, vi dico un altro aspetto, no? Se no torniamo ai vecchi discorsi, ve ne dico uno solo per stuzzicare la vostra fantasia. Uno dice, fa tamponi rapidi, tamponi molecolari, li sommo i positivi, è finita. Però uno potrebbe dire, ma a sto punto è bene che noi confrontiamo solo i tamponi molecolari, visto che molte regioni fanno solo molecolari, no? Prendiamo la quota dei molecolari del Veneto, la confrontiamo con la quota dei molecolari di una regione e con un'altra e poi vediamo le percentuali di positivi sui molecolari. Fin qua ci siamo? Ma c'è un problema. Ve lo dico perché evitate di buttare il cuore oltre l'ostacolo nello scrivere, perché poi se non conoscete tutto quello che c'è dietro, finisce che scrivete robe non giuste. Perché vi dico, sapete qual è il problema? Che se io faccio 20.000 molecolari al giorno e ne sommo 40.000 di test rapidi, la legge mi dice che devo prendere tutti i positivi di test rapidi e confermarli in molecolare. Avete capito che continua a essere un dato anomalo? Perché io mi ritrovo tutti i positivi
calcati sui molecolari, che non sono la ricerca di positivi, ma sono trasmigrazione dei positivi dei rapidi sui molecolari da confermare. Non è così banale l'analisi di questo dato. Adesso passa però la dottoressa. Io non ce l'ho con voi, però sono anche qui a difendere la verità. E attenzione, non ho mai detto che non siamo preoccupati, non ho mai detto che il virus non esiste, non ho mai detto che non c'è pressione ospedaliera, ma mettere in correlazione il dato dei positivi con quello che accade negli ospedali, con i nostri dati, secondo me c'è qualcuno deve un po' chiarirsi le idee rispetto. Non abbiamo mai cambiato la strategia, perché siamo passati, e la strategia è mondiale, internazionale, non è un fai da te fatto in casa qui. Siamo semplicemente passati da 2.150 tamponi a 60.000 al giorno. Come fate a dire che abbiamo cambiato strategia? Ma strategia di cosa? Quella è la strategia. Ma ce l'abbiamo noi, ce l'ha l'Emilia Romagna, la Lombardia, New York, la Germania, la Svezia, tutti c'erano questa strategia. Positivo, contatti stretti, tamponi, isolamenti fiduciari, quarantene. Questa è la strategia mondiale. C'è niente di più, eh. C'è però chi magari la strategia non la fa come noi, ma ve lo dirà la dottoressa Russo. Prego, dottoressa. No, da qua. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, no, il Presidente ha già introdotto il tema, è confrontabile quello che può essere standardizzato. Cioè, se utilizziamo le stesse modalità di calcolo di indicatori, allora questi diventano confrontabili fra di loro. Finché abbiamo strategie diverse, e adesso spiego insomma più o meno che cosa intendo, e modalità di calcolo di alcuni indicatori che sono diversi, questo sta a significare che non sono fra loro confrontabili. A cosa mi riferisco? A questo insomma tema del percentuale dei tamponi positivi sul totale dei tamponi fatti. Allora, questo è un indicatore che è inserito all'interno dei 21 che sono nel monitoraggio portato avanti dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero e che ha lo scopo di evidenziare appunto quanto è uno degli elementi che permette poi di calcolare anche il cosiddetto R con T e quindi ci permette di capire insomma come si diffonde l'epidemia in un territorio rispetto ad un altro. Però qui c'è un problema perché il calcolo dell'indicatore non è andato di pari passo con quello che è stato lo sviluppo della diagnostica, perché è stato calcolato è stato introdotto a fine aprile come modalità di calcolo per tutte le regioni, ma poi da aprile in poi è esplosa, diciamo, l'evoluzione della diagnostica e sono stati introdotti e sviluppati e portati avanti con logiche diverse quelle che sono stati i test rapidi. I test rapidi hanno consentito di portare avanti la possibilità di individuare precocemente i soggetti positivi e di isolarli, con l'obiettivo di interrompere la catena di trasmissione. Noi come Regione abbiamo puntato moltissimo su questo tipo di diagnostica, perché questo era il nostro obiettivo, isolare precocemente i soggetti positivi. È chiaro che questo ha aumentato tantissimo il numero dei tamponi, come diceva il Presidente, perché abbiamo aggiunto alla nostra capacità di fare i tamponi molecolari, che comunque è stata implementata moltissimo nei mesi scorsi e a cui abbiamo aggiunto appunto questa capacità diagnostica di fare e di utilizzare i tamponi rapidi. Quindi intanto una logica di strategia di sanità pubblica che punta su questo elemento, sul potenziamento in maniera costante e graduale insieme alle conoscenze scientifiche di quella che è la possibilità di individuare i positivi e di isolarli. Altro elemento, noi il tampone rapido lo utilizziamo non solo per diciamo intercettare il soggetto paucisintomatico o sintomatico, quindi il caso cosiddetto sospetto, ma lo utilizziamo anche per tutti i contatti stretti del soggetto che poi risulta positivo al tampone rapido. Questo naturalmente allarga quella che è il cerchio famoso di indagine attorno al caso e quindi ci ha permesso, ma questo l'abbiamo fatto sin dall'inizio, di intercettare moltissimi soggetti positivi asintomatici.
la logica non è uguale in tutte le regioni, perché all'aumentare dei casi, naturalmente stare dietro al fatto di individuare anche positività o negatività o positivi o negativi di contatti, naturalmente aumenta il lavoro. Sugli asintomatici. Faccio un esempio di una regione. Sì, ci sono insomma la Regione Lazio, per esempio, nella flowchart della propria strategia di sanità pubblica ha tolto la conferma, la ricerca della positività nel contatto asintomatico. Questo naturalmente riduce quello che è poi l'allargamento della ricerca e riduce anche il contatto stretto asintomatico. Se io sono positiva, naturalmente ho mio marito e mio figlio, loro vanno in quarantena perché sono contatto stretto, ma se sono asintomatici non faccio il tampone. Ok? Non vado a cercare anche in questi soggetti se eventualmente sono sintomatici, sono positivi, scusate. Ok? È chiaro? Sì, sui parenti stretti asintomatici, contatti stretti asintomatici, non sono solo i parenti, possono essere anche coloro che lavorano nello stesso ufficio o coloro con cui passiamo la maggior parte della nostra giornata. Noi invece li tamponiamo tutti. Noi li tamponiamo tutti, questo significa che aumentiamo il numero di soggetti che sono, diciamo, testati e quindi aumenta naturalmente la possibilità di intercettare dei positivi. Non solo, la definizione di caso allo stato attuale prevede che tutti i soggetti che troviamo positivi al tampone rapido vanno confermati col tampone molecolare. E quindi abbiamo anche il carico di andare a trovare a confermare praticamente quelli che abbiamo intercettato col tampone rapido. La nostra capacità diagnostica quindi è molto ampia. Il fatto che abbiamo strategie diverse, il fatto che utilizziamo una grande quantità di test che non viene standardizzato come tutti gli altri parametri su 100.000, per esempio, quanti rapidi ne fa per 100.000 la Regione Veneto rispetto a quanti ne fa per 100.000 la Regione Emilia-Romagna o a quanti ne fa la Regione Lombardia o quanti ne fa la Regione Sicilia, non è possibile stimarlo. Perché? Perché questa numerosità di tamponi, di test rapidi fatti dalle regioni non è al momento presente nel calcolo, o perlomeno non è uniformemente presente nel calcolo degli indicatori che vengono trasmessi al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità. Allora, come regioni abbiamo cercato di interloquire con l'Istituto e col Ministero, mettendo in evidenza che questo crea delle discrepanze. Io vi faccio un esempio. Noi abbiamo avuto il via libera ad introdurre nel numeratore e nel denominatore i test, i positivi che riscontriamo nel numeratore con il test rapido che poi vengono confermati col molecolare e nel denominatore tutti i tamponi che facciamo la settimana scorsa con i dati che abbiamo aggiornato al 2 dicembre, ancora dobbiamo inserire gli altri. E noi siamo passati... Sì. Ci hanno concesso di sommare i tamponi rapidi e molecolari nella tabella. Sì, e questo ci ha portato ad avere un rapporto fra tamponi positivi e tamponi totali fatti che è passato dal 44% al 13%. Ma questo dato, poiché questa operazione l'abbiamo fatta in poche regioni, naturalmente non ci dà la possibilità di confrontarci con gli altri. Quindi questa proporzione di dire la Regione Veneto ha tot tamponi, questa percentuale di tamponi positivi su tutti i tamponi fatti non è confrontabile perché non è standardizzata. Tutto quello che non è standardizzato in maniera uguale non può essere confrontabile. Quindi questi dati questi dei tamponi non sono fra loro confrontabili e quindi non può essere utilizzata per confrontare una regione al pari di altri criteri che possono essere i ricoveri, che possono essere quelli in area critica, in terapia intensiva o altri indicatori che vengono calcolati alla stessa maniera. Ecco, questo era il significato. Che cosa ci interessa allora, come diceva il Presidente? Ci interessa calcolare sì i positivi, ma valutare l'incidenza, cioè i nuovi positivi su 100.000. Noi abbiamo visto che nelle varie settimane di confronto abbiamo avuto una salita piuttosto graduale. Ci siamo fermati a una sorta di plateau
e stiamo leggermente, ma dico leggermente, scendendo. Se noi andiamo a confrontare i dati ultimi dell'incidenza al 3 di dicembre, abbiamo rispetto a quella precedente una leggera flessione. Da 435 su 100.000 siamo passati a 413 su 100.000. Non è significativo? Sì che è significativo, perché sta ad indicare, a meno che non intervengono fattori esterni che al momento non possiamo naturalmente prognosticare, che comincia una leggera timida discesa di nuovi positivi. Aumentano però le terapie intensive, certamente, perché sono la coda dei positivi che avevamo ricoverato quando l'incidenza era più alta, quindi non possiamo avere lo stesso trend. Quindi possibilmente avremo un trend che comincia a scendere sui nuovi positivi, ma leggermente continua a salire sulle terapie intensive, perché si aggravano rispetto a quelli che erano ricoverati prima. C'è un'altra differenziazione che è legata all'età. È chiaro che anche lì ci sono differenze fra regioni, perché la fascia d'età maggiormente colpita è quella degli ultra ottantenni, e poiché questi sono quelli maggiormente interessati e quelli che sono anche più gravi e che purtroppo vanno incontro a decessi, anche la strutturazione della popolazione da una regione all'altra può essere diversa, e quindi diversa l'incidenza di ricoveri in terapia intensiva o anche di decessi. Quindi ci sono diversi elementi che nel confronto fra regioni devono essere considerate e che vanno considerate in maniera oculata. Tra l'altro anche l'Istituto Superiore di Sanità fa fatica a mettere sullo stesso piano tutte le regioni, perché anche la trasmissione e la completezza dei dati non è uguale, non l'è mai stata neanche per altre cose, ma diventa uguale quando si riesce a standardizzare. Più si riesce a standardizzare e quindi a calcolare con gli stessi metodi e con le stesse tempistiche, e più i dati diventano confrontabili e ci danno una lettura dell'Italia che naturalmente è oggettiva e non invece soggettiva, insomma, a secondo da chi la interpreta e la guarda. Sì, allora c'è un indicatore molto importante che si chiama che indica come 1.1 di questi indicatori del famoso, diciamo, sistema di monitoraggio, che è quello che valuta la capacità di una regione di individuare lo stato clinico dei propri positivi. Cioè, nell'ambito di tutti i soggetti positivi, cercare di capire chi è, quanti sono gli asintomatici rispetto ai sintomatici. Allora, c'è una soglia che non deve essere, diciamo, ridotta, che è quella del 60%, cioè perché questo indicatore possa essere considerato valido nella valutazione di una regione non deve essere inferiore al 60%. Noi allo stato attuale abbiamo l'85,5%, cioè significa che per oltre l'85% di tutti i soggetti positivi siamo in grado di individuare, di focalizzare qual è lo stato clinico di questi soggetti, cioè se sono sintomatici o asintomatici. Questo è estremamente importante per due ordini di motivi. Uno, perché viene considerato come capacità di una regione di avere contezza sui propri dati e di solidità del sistema di monitoraggio, e poi perché sulla base di questa proporzione fra sintomatici e asintomatici viene calcolato l'R con T, e questo ci ha permesso di avere un R con T che si è mantenuto sotto l'1,25, che è la famosa soglia che insieme ad altri indicatori ti fa passare dall'area gialla all'area arancione. Quindi diciamo che nella valutazione poi dello scenario di rischio di una regione contano tanti fattori, quindi la solidità del dato, la capacità di mantenere, diciamo, sotto osservazione quanti positivi ci sono, ma quanti sintomatici rispetto agli asintomatici, e poi naturalmente anche lo stress sui servizi ospedalieri, quindi il tasso di ricovero in area non critica, il tasso di ricovero in terapia intensiva, ma ultimo non ultimo, perché è quello che interessa, che mi riguarda personalmente, è anche la capacità di resilienza dei servizi territoriali, dei dipartimenti di prevenzione, per cui è richiesto che ci sia almeno una persona su 10.000 che faccia contact tracing e che quindi risponda e abbia diciamo, la dimensione del dato che ho menzionato prima, e noi siamo a 2,8 con fatica, con specializzandi, con persone insomma che ci aiutano, però abbiamo rafforzato moltissimo il contact tracing per mantenere questo famoso 85% che è cruciale
per avere non tanto il colore quanto la dimensione di come sta andando l'epidemia nella nostra regione, e questi sono gli elementi fondamentali che vengono valutati per stabilire lo scenario di rischio di una regione. Ecco, questo è un po' tutto, insomma, l'insieme di quelli che sono gli indicatori più importanti, poi naturalmente ce ne sono altri. Vogliamo far subito domande? Tosato, Vanzan e quant'altro. Mi dispiace che il Presidente si sia un po' inalberato, perché noi cerchiamo... Hai detto una roba che dal punto di vista matematico allora oggi tutti i mezzi di comunicazione italiani hanno sbagliato, perché si tratta di comparazione che sono uscite dappertutto. Allora proviamo a chiarire, non è che sia il parto di una fantasia. capiamoci, così evitiamo di litigare, anche perché io e te non litighiamo mai. No, volevo dire una cosa, cioè tutti i quotidiani nazionali titolano più o meno nella stessa maniera. Il Veneto è la regione con più positivi d'Italia. Non è vero? Cioè, cosa vuol dire questo? C'è il Veneto più positivi d'Italia? No. Il Veneto è quello che trova più positivi ogni giorno? Sì, ma non perché ne abbiamo di più, perché li andiamo a cercare. Io non sto dicendo che siamo un'isola felice, ma questa è statistica, matematica. Io pongo solo una questione, che dietro al dato assoluto, e guardate, l'onestà intellettuale dovrebbe portarci tutti a dire sì, è vero. Io ve lo dico da marzo, attenzione a non guardare i dati assoluti. Vi ricordate quando ci dicevano a marzo il numero di positivi? Io vi dicevo sempre, ma bisogna che andiamo a vedere i tamponi, perché allora c'era ancora il problema di contare i tamponi. Oggi si contano, ma non tutti, perché i tamponi rapidi sono fuori. La dottoressa Russo, che è molto, come si dice, very polite, come direbbero gli inglesi, no? A modo e preparatissima, ha evitato di dirvi che le regioni che hanno caricato entrambi i 2 tamponi siamo noi, e forse c'è un'altra regione parzialmente che ha caricato nella piattaforma. Cioè non c'è un paio di regioni, siamo in 2 o 3 regioni, fra l'altro anche in maniera parziale. Ma no, questa è una battaglia che abbiamo fatto noi. Stamattina potete chiedere al professor Brusaferro, che è presidente, ci ho parlato assieme, ho detto guardi, faccia qualcosa, perché sta roba che la virtuosità viene punita. Vi faccio un esempio di virtuosità punita, scusate se oggi faccio chiacchierone. Me ne dico una che sti giorni mi frulla per la testa. Quante volte stiamo scrivendo e dicendo in questi giorni, in questi mesi, che ci vogliono più posti letto negli ospedali? Ve lo ricordo? Quante volte lo diciamo? Bisogna rivedere tutto, è una vergogna che si sia chiuso. E io vi dico, guardate che c'è una legge che ci fa chiudere. Se voi andate a vedere le vostre rassegne stampa nazionali o locali, l'elemento di virtuosità fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, era avere pochi posti letto per abitante. Perché chi ne aveva di più era sprecone. Ve lo ricordate? Cioè sono paradigmi che si rovesciano. Allora, se io adesso devo dire, abbiamo dato disposizioni, abbiamo condiviso una sfida, siamo quelli di tamponi, adesso perché ne abbiamo fatti tanti. Quante volte vi ho detto, chi cerca trova, chi non cerca non trova. Questa è la storia. Non sto dicendo che il Veneto sta andando bene, vi sto dicendo che sul numero di tamponi dateci la mano a dare una lettura che sia corretta. Come sui FAS, la stessa roba, no? Noi abbiamo cercati e li abbiamo trovati, bravo Bottacini. E allora noi eravamo la regione d'Italia che aveva i FAS, sì, che altri li trovava. Noi abbiamo fatto un laboratorio che ci è costato 8 milioni di euro, 6 milioni. Facciamo le analisi per tutta Italia e siamo quelli inquinati dal FAS, ma sì, anche che altri FAS. Oh, scusate. Semplicemente, Presidente, allora sui FAS posso dire che siamo l'unico paese, l'unica regione in Europa in Europa che ha fatto un biomonitoraggio sulla popolazione, quindi una presa in carico, e adesso siamo all'interno di diverse call di progetti europei, perché i nostri dati sono serviti sia per la direttiva acque, che ha portato all'abbassamento, diciamo, di quelli che erano i valori, e sia perché attraverso i nostri dati per la valutazione degli effetti sulla popolazione vengono presi in considerazione da altri paesi, tipo la Svezia, l'Olanda, eccetera, che hanno lo stesso tipo di contaminazione ma non hanno gli stessi dati sulla popolazione. Quindi è vero che ci siamo presi un onere importantissimo e una responsabilità enorme, però questi sono i dati che poi stanno cominciando a uscire, abbiamo diverse pubblicazioni
a livello insomma europeo per la valutazione e la stima del danno sul metabolismo. Quindi insomma. Quindi vi è chiaro che quando Incoraggio. vedete il numero dei tamponi sono tamponi molecolari e a fianco c'è il numero dei positivi che per noi è sommato anche per i tamponi rapidi. Cioè io non so più in che lingua dirlo. Mi sembra normale che, fra l'altro, se posso dire, guardando quelle tabelle, io se fossi un giornalista farei notare una roba, che regioni che hanno molti più abitanti di noi fanno meno tamponi di noi, anche molecolari. Ma invece no, tu ti guardi il 3.000, mi guarda il resto. Non so, boh. Tosato ancora. Sì, non ancora. Non è iniziato. Provo a Tosato formulare la domanda. Era inteso altre domande. Altre Una domande. domanda, devo ancora formularla. Ho detto ancora, Va nel senso bene. che ancora deve Va intervenire. bene, va bene, dai. Allora, proviamo a distinguere l'operato della regione nelle sue articolazioni, la capacità ospedaliera, il tracciamento di cui si è parlato, quindi il monitoraggio, eccetera, dal dato però oggettivo, cioè il numero dei contagi, le condizioni dei pazienti, i ricoveri che sono in aumento. Dico questo perché non trovo neppure razionale che l'andamento di un'epidemia per forza di cose debba essere imputato a Tizio e Caio. Ci sono magari delle dinamiche che vanno oltre, ad esempio, le dinamiche comportamentali di ciascuno. La sua impressione, dottoressa Russo, rispetto all'andamento reale dell'epidemia, cioè a questo virus, quanto circola, quanto male ci sta facendo, se sta superando forse in aggressività le nostre previsioni? Ecco, le chiedo una valutazione su questo. Beh, diciamo che questo virus si sta comportando come altri virus respiratori simili che nel corso, insomma, della storia hanno dato origine a delle pandemie, come per esempio i virus influenzali. Io ho vissuto la pandemia del 2009, che è comparsa in maniera inaspettata rispetto alla normale ondata dell'influenza, quindi tra settembre e ottobre, e non invece dicembre e gennaio come siamo abituati, quindi con un andamento anomalo e con un elevato numero di casi in un breve periodo di tempo che ha interessato tutto il mondo. Ha avuto una gravità diversa rispetto a quella che ci si aspettava rispetto alle pandemie precedenti, tant'è vero che, non so chi se lo ricorda, anche allora c'è stato un acquisto centralizzato del vaccino, è stato prodotto in maniera molto molto veloce, era un vaccino che però era più facile da preparare perché era l'H1N1 e quindi simile agli altri vaccini che si producevano, però specificatamente in un breve periodo di tempo è stato fatto il piano pandemico, categorie, eccetera. Un virus che però si è comportato in maniera diversa rispetto a quello che ci si aspettava, cioè ci si aspettava una gravità maggiore e invece nell'ambito della, diciamo, gravità delle pandemie è stata classificata come una pandemia ad attività clinica moderata e intensa. Okay? Questo è quello che abbiamo verificato nel 2009. Ci troviamo adesso nel 2020 con invece un virus completamente sconosciuto che arriva, di cui nessuno poteva prevedere fino a febbraio di quest'anno come si sarebbe comportato. E ha lo stesso comportamento di tutti i virus che generano pandemie, cioè una prima ondata, poi un periodo di flessione che in genere coincide col periodo di aumento della temperatura, dell'irraggiamento, e quindi si riduce e poi ricompare in autunno. Quindi questo è un comportamento che accomuna molti virus che si diffondono per via respiratoria. Non era prevedibile che ci fosse un tipo di andamento in numerosità dei casi forse superiore a quello di prima, anche se questo è vero parzialmente, perché rispetto alla prima ondata e quindi al numero di casi che abbiamo intercettato con la fase 1, abbiamo aumentato, come ho detto prima, la capacità diagnostica. Quindi il numero di casi che a livello globale, a livello nazionale, a livello regionale soprattutto, riusciamo a identificare è molto molto superiore a quello della fase 1 perché abbiamo maggiore capacità
di intercettarlo. Quindi quello che noi stiamo verificando e che stiamo affrontando è proprio, diciamo, il comportamento di un virus aggressivo, di un virus che colpisce le età soprattutto estreme più avanzate della popolazione, dove c'è maggiore capacità di difendersi e che porta a un notevole stress a livello ospedaliero. Come tutte le altre ondate, anche questo comincia a decrescere per due ordini di motivi. Uno, perché diciamo dopo un certo tempo quello che è la capacità di diffusione di un virus comincia a ridursi, anche perché moltissime persone ne vengono a contatto e in un certo senso costituiscono una barriera naturale alla diffusione del virus stesso. Quindi adesso vedremo che ci sarà una lenta, via via, decrescita del numero dei casi e quindi una flessione. Cosa succederà dopo dipende dalla capacità che avremo di attivare il piano vaccinale, che cambierà quella che è l'epidemiologia di questo virus, ma non cambia solo per noi, cambierà ancora prima perché in tutto il mondo si stanno attivando le strategie di vaccinazione. Quindi il virus che al momento gira in maniera, diciamo, tranquilla in tutto il mondo, che comunque ha costumi diversi, abitudini diverse, ma in tutti i paesi del mondo ha determinato morti, ha determinato strage di ricoveri, ha determinato insomma tutto quello che sappiamo, comincia a cambiare, perché adesso ha cominciato a vaccinare la Russia, come l'Unione Sovietica, ha cominciato a vaccinare il Regno Unito, adesso cominceranno gli Stati Uniti, è chiaro che cambia la Cina, cambia l'epidemiologia e quindi appena comincerà anche l'Europa, anche lì cominceremo con insomma a disegnare, a vedere rappresentata un'altra curva e un'altra storia, perché così è stata per i virus precedenti che hanno determinato pandemie e questo è anche per questa sarà allo stesso modo. Certamente io fino a quando non arriva il virus, il vaccino, se vuole sapere la mia opinione, mi sento in trappola. Perché credo che non possiamo pensare di vivere in un sistema di restrizioni e allentamenti, non possiamo pensare di vivere sempre, insomma, col terrore di incontrare gli altri, di mantenere il distanziamento, di avere paura di tutto e di tutti e soprattutto, insomma, non avere una prospettiva, insomma, ti fa sentire in trappola. Il fatto di avere la possibilità di avviare un percorso di vaccinazione che seguirà i suoi tempi, che seguirà le categorie appunto che sono quelle dei piani pandemici, quella è insomma una visione che ci dà un po' di respiro, che ci dà un margine insomma di possibilità di uscirne. Questo è quello che provo io in questi giorni. Filippo ancora, nel senso, hai altre domande? Non Mancherebbe altro. Non vorrei offendere. Vanzan, Moscati, Giacomuzzo, Bonet, Marchiotti. Buongiorno, la prima domanda è per la dottoressa Russo. Ieri abbiamo avuto come giornali dei dati contrastanti, nel senso che i dati della Regione Veneto parlavano di 590 tamponi molecolari e 1876 test rapidi, riferiti a ieri che però era festa, quindi probabilmente a lunedì. Sui social, ex consiglieri regionali del Veneto hanno pubblicato dati completamente diversi, mettendo ad esempio che non è vera la favoletta di Zaia, così veniva etichettata, per cui il Veneto farebbe più tamponi e veniva fatto un confronto, il Lazio ne faceva 16.000, trovava 1.501 positivi, il Veneto ne faceva molte meno e trovava più positivi. Secondo me bisognerebbe capire, al di là della differenza, chi fa i tamponi solo molecolari e chi fa i tamponi molecolari e anche rapidi, come il Veneto, dove si trovano dei dati ufficiali, perché altrimenti siamo in mano a opinioni e se siamo in mano a opinioni tutto è soggettivo. Beh, diciamo che si potrebbe evitare di fare questi confronti su questo parametro che non è confrontabile, sarebbe più serio e piuttosto considerare altre cose, perché il numero di tamponi molecolari e rapidi non sono al momento confrontabili fra le regioni, perché non vengono rilevate alla stessa maniera, o perlomeno il Ministero ha mandato delle regole su come comunicare i dati, ma le regioni non sono ancora pienamente in linea. Fino a quando non tutte le regioni saranno in linea non è possibile confrontare. Fare una copia così vediamo Sì, anche la copia. sì.
Però, dottoressa, scusi se intervengo, interrompo un attimo, prego, su questo per agganciarmi. Cioè, il dato dell'RT, come viene calcolato? Perché siccome tutto il mondo usa l'RT e i provvedimenti amministrativi vengono presi in base all'RT e le fasce, se voi ci dite che l'RT non è attendibile, allora... No, l'RT è attendibile, però l'RT non è basato solamente su questo tipo di parametro, Ok, allora anzi, chiedo sì. questo, nell'RT del Veneto, il calcolo dell'RT del Veneto viene fatto anche tenendo conto dei test rapidi? No, Quindi è perché per al questo... momento non sono stati inseriti. Quindi teoricamente, dal momento in cui la settimana, questo venerdì immagino io, verrà tenuto conto dei test rapidi, il nostro RT dovrebbe crollare? No, No. no, perché intanto non sappiamo quanto peserà questo. Allora, i tamponi rapidi noi li abbiamo inseriti la settimana scorsa, ma non sono stati tenuti in considerazione nel calcolo dello scenario di rischio della regione, perché il dato, perché venga considerato, deve essere stabilizzato. Quindi loro cominceranno a considerarlo a partire da questa settimana, cioè dai dati che trasmettiamo adesso e che riguardano la settimana scorsa, perché riguardano sempre la settimana precedente. Ma questo discorso dell'inserimento dei tamponi rapidi non è fondamentale nel calcolo dell'R-Conti. L'R-Conti si basa principalmente sull'1.1, cioè sulla proporzione dei positivi, cioè su tutti i positivi, dei sintomatici e degli asintomatici, perché l'R-Conti deve avere praticamente la sua base principalmente sul calcolo dei soggetti sintomatici sul totale dei soggetti positivi, quindi è l'1.1. Poi ci sono altre cose, altri elementi, un algoritmo abbastanza complesso, se volete lo facciamo estrapolare, ve lo mandiamo, però non considera solo un elemento, considera diversi elementi che sono rappresentativi di quanto il virus è capace di infettare in un territorio rispetto ad un altro. Però allora scusi dottoressa, se è così, mi corregga se sbaglio, ma allora viene meno? Cioè, noi fino adesso ci avete detto che la situazione del Veneto non è preoccupante perché c'è questo tema dei tamponi, ok? Però se lei adesso ci dice che nell'RT i tamponi sostanzialmente contano quello che contano perché contano gli altri parametri e noi abbiamo l'RT più alto d'Italia, cioè, allora mi tranquillizzo meno. No, Mi spiego? non capisco, però voglio Scusami, dire... se posso, Cioè- intanto non abbiamo mai detto che la situazione del Veneto non è preoccupante. Partiamo No. da questo presupposto. Certo, che ho capito. Anzi. Però voglio dire, nel confronto con le altre Io regioni... faccio appello tutto il giorno. Sì, no, certo. Non era questo il punto. Quello che volevo dire è che rispetto ai rilievi dei colleghi, voi prima ci dicevate che il dato del Veneto non è più preoccupante di altre regioni, mettiamola così, perché noi abbiamo questo tema dei tamponi rapidi. Però se invece il nostro RT è più alto di tutti gli altri e voi ci dite che i tamponi rapidi sono ininfluenti rispetto all'RT, allora come mai noi abbiamo l'RT più alto di tutti? Facciamo ordine. Allora, intanto abbiamo detto di non considerare il numero assoluto dei positivi come indicativo di una situazione più preoccupante degli altri, perché dietro alla individuazione dei soggetti positivi ci stanno tutta una serie di fattori che abbiamo menzionato prima, ok? E quindi capacità di intercettazione. Poi abbiamo detto che è importante considerare i positivi, ma è importante pesare quanti di questi sono sintomatici e quanto sono asintomatici. Poi abbiamo detto che ci sono altri parametri, che sono i ricoveri, che sono le terapie intensive, che quindi la valutazione che viene fatta in ambito di scenario di rischio risente di tutta una serie di indicatori, fra cui l'R-Conti. L'R-Conti della regione si è sempre mantenuto al di sotto di 1,25, mentre in altre regioni era arrivato anche a 2, ok? Quindi in alcune regioni si è ridotto più rapidamente. Nella nostra regione, per tutta una serie di condizioni determinate anche dallo scenario di rischio che abbiamo mantenuto, è sceso, ma scende più gradualmente. Da 1.2 è sceso a 1.11 la settimana scorsa, con un intervallo di confidenza che va nel limite inferiore a 0,85, cioè sotto l'1. Quindi dobbiamo aspettare che si stabilizzi e che io spero, perché l'incidenza sta scendendo, uno dei fattori è l'incidenza, cioè il numero dei nuovi positivi sulla popolazione, pian piano scenderà anche questo. Poi che sia l'1.11 e un'altra regione all'1.02, cioè a me non interessa nella valutazione di rischio, perché la valutazione di rischio della mia regione io la faccio su più parametri e non su uno solo, e giustamente su più parametri, come ho spiegato prima, la fa anche il Ministero e l'Istituto, che sono quelli che ho detto prima. Quindi non può essere vincolata a un solo dato o al singolo dato,
ma va considerato nel complesso. E sinceramente questa polemica dell'essere più o meno, eccetera, rispetto al numero dei tamponi dichiarati ufficiali, eccetera, non è confrontabile, perché al momento non tutte le regioni hanno la stessa modalità di inserimento dei tamponi fatti secondo quanto stabilito dal Ministero, perché è una cosa che si sta facendo in queste settimane. Quindi questa cosa questo confronto io non lo considero attendibile né in senso positivo né in senso negativo. La seconda c'era- domanda... no, tu non avevi finito, giustamente. Avrei un'altra domanda per la dottoressa Russo. Oggi è mercoledì e venerdì è la giornata della valutazione, quindi da oggi inizia la trasmissione dei dati all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, qua riferiti alla settimana Non precedente. li so ancora perché stamattina non ero all'incontro. Allora, si svolge così, praticamente ogni settimana c'è un confronto col Ministero, noi mandiamo i dati giornalmente, quindi non una volta alla settimana. Il martedì generalmente o il mercoledì, questa volta ieri era festa, quindi si è fatto stamattina, c'è un confronto fra i tecnici della regione e quelli del Ministero che si occupano del monitoraggio e vedono insieme quali sono, come stanno andando gli indicatori. Dopodiché il Ministero l'Istituto Superiore di Sanità redige un report che presenta al CTS e alla cabina di regia e loro fanno una valutazione dello scenario di rischio presentato rispetto a quei dati dalla regione che insomma ha presentato i dati in termini di affidabilità e anche di completezza. Quindi non abbiamo ancora un'anticipazione sui No, dati della settimana no. precedente, ma alla luce di quello che è successo, il Presidente sta valutando ulteriori restrizioni, come hanno chiesto anche le opposizioni in Consiglio regionale, oppure attendiamo il pronunciamento del Ministero venerdì? Guarda, noi intanto non è che facciamo le restrizioni in virtù degli appelli, perché vi ho già detto, e anche qui per fortuna col mondo digitale è tutto registrato. Vi ho anche detto che stavamo valutando di ripristinare alcune restrizioni, e vi ho anche detto, mi ricordo, che comunque non riguardano, diciamo, preclusioni di attività commerciali o roba, ma è semplicemente per evitare gli assembramenti. Adesso lo stiamo valutando, nel senso che nulla di sconvolgente, diciamo che ovviamente sono ulteriori elementi per evitare assembramenti. Allora, ripartiamo il giro come era prima perché ci sono state varie interruzioni. Cristina, poi c'era Bonnet, ma immagino sia già stato soddisfatto. Poi Bonnet, poi Marchiori, scusa, no, c'era Moscati, hai ragione. Scusa. Ora, Giacomuzzo, Moscati, Bonnet, Marchiori. Grazie. Dottoressa Musso, buongiorno e anche buongiorno a tutti gli altri. Una precisazione allora, chiaramente lo diciamo, anche se i numeri dai titoli di oggi, insomma la regione prima in classifica, non vuol dire, o perlomeno non è così scontato, che ci sarà questo passaggio in arancione, perché questo è quello che un lettore o una persona non del settore pensa quando vede questi numeri. Non è immediato, anzi forse restiamo ancora in zona gialla, ci sono segnali positivi, può darci un attimo un quadro anche se è tutto in costruzione come diceva prima la collega. Allora, se vuole che le dica la sensazione di quello che io al momento percepisco dai dati, secondo me il nostro scenario non è peggiorato a tal punto da portarci in area arancione, però ecco, mi riservo di vedere i dati con i colleghi che naturalmente li hanno raccolti e poi l'istituto farà, insomma i CTS faranno le loro valutazioni. E apro un'altra parentesi così cogliamo l'occasione per chiarirci: il numero dei morti non è condizionato da percentuali di tamponi. Par di capire che sia molto alto, non è alto, ci conferma, ci fa un quadro? Diciamo che noi abbiamo visto che man mano che sono aumentati naturalmente i ricoveri e soprattutto il fatto che ho detto prima che questo virus colpisce soprattutto i soggetti ultra ottantenni o perlomeno l'età media è quella intorno ai 50 anni per quanto riguarda la positività, mentre l'età media dei soggetti che vanno a finire in terapia intensiva parte dai 70-75 anni. Quindi sono soggetti che insomma hanno anche altre patologie, hanno una condizione di risposta all'infezione che è diversa e purtroppo questi soggetti vanno poi
si aggravano e vanno a finire in terapia intensiva, e il maggior numero di decessi riguardano queste fasce di età. E abbiamo visto che pian pianino, che aumenta naturalmente i ricoveri di questi soggetti, e questi insomma muoiono, e quindi aumenta la letalità, insomma aumenta la mortalità in queste fasce di età. C'è un lavoro che è appena stato presentato, per cui sono state raccolte tutte le incidenze, il numero di incidenti, di casi per le varie fasce d'età, e si dimostra quello che vi ho appena detto, cioè che riguarda principalmente, sia in termini di letalità che in termini di gravità, i soggetti ultra ottantenni. Infatti, se vedete i vari piani strategici di vaccinazione, riguardano gli operatori sanitari, le RSA e gli ultra ottantenni. Sono questi i primi, perché sono quelli più colpiti. Bene, Moscati, Bonnet, Marchiò. Buongiorno dottoressa, mi scusi, io volevo ricollegarmi a quanto diceva all'inizio il collega Tosato, perché quello che manca forse è il dato che ci siamo andati vicini ma non è venuto fuori, e che manca perché il collega diceva, ma sì, però in assoluto questi positivi ci sono. Allora, per fare chiarezza e per parlare insomma un po' alla gente che davanti a questi numeri manca il dato, secondo me, poi può darsi che mi sbagli, il dato degli asintomatici, perché la percentuale degli asintomatici è fondamentale, perché se non sbaglio, io ho fatto un calcolo, ma proprio a spanne, comunque la gran parte dei positivi sono asintomatici, siamo ancora molto alti come le percentuali. È ovvio che se io ho 3.500, in un'altra regione ne ho 2.000, può essere che la differenza in più siano asintomatici. Non ci siamo. Cioè, no, scusa, No, perdonatemi, no, non ci siamo con ragionamento. No, aspetti un secondo, lo finisco. Per cui queste persone che noi che noi troviamo sono asintomatiche, per cui noi da questo punto di vista isoliamo, non possono propagare, eccetera, eccetera, mentre da un'altra parte possono benissimo propagare il virus e nessuno lo sa. Per cui manca, secondo me, un po' di dati sugli asintomatici, e specificare quello che aveva detto dell'85% del tragitto tra un positivo e come va a finire la sua storia, cioè se va in terapia intensiva, quanti vanno, cioè questo dato, perché con quello abbiamo un'immagine in percentuale più chiara. Secondo me, poi dopo non è facile questo tipo. È chiaro che abbiamo detto che ne cerchiamo tanti e ne troviamo tanti, che una buona parte di questi non finisce in ospedale e quindi è asintomatica, anche perché sin dall'inizio facciamo il test anche sui soggetti asintomatici, perché lo abbiamo dichiarato, abbiamo detto facciamo il test sui contatti stretti asintomatici. Quindi sappiamo già che sono asintomatici, ma allora perché gli facciamo il test? Li facciamo il test perché se sappiamo che sono positivi cerchiamo di isolare anche gli altri contatti stretti. Questo è l'obiettivo, quindi interrompere la catena di trasmissione. È chiaro che se siamo con un R con T che è basso, intorno all'1, è nel limite inferiore all'1, ciò significa che il numero di sintomatici non è così alto, non è preponderante rispetto ai numeri di positivi che troviamo ogni giorno. Ecco. Adesso la proporzione ogni giorno di sintomatici su asintomatici, eccetera, non è possibile farlo, ma questo è il quadro. Ma questo non ci deve rincuorare, perché non è un'indicazione per alleggerire il fatto che riscontriamo quasi 3.000 positivi al giorno. Questo sta invece ad indicare che c'è una circolazione del virus ancora abbastanza sostenuta, leggermente in diminuzione, come ci dice la curva, ma che l'attenzione deve essere altissima, e questa non è una questione. Io non volevo dire questo, io volevo solamente dire il contrario. Sì, cioè, sì, che è meglio sottolineare che il fatto che ci sono tanti asintomatici. Da un'altra regione dove non vengono ma questo non è possibile confrontarlo. Non è possibile confrontarlo perché non si riesce a standardizzare quanti tamponi molecolari o quanti tamponi rapidi
si fanno su 100.000 abitanti, noi non avremo la possibilità di confrontarci con regioni che hanno dimensioni diverse rispetto alle nostre e anche situazioni sanitarie che possono essere diverse in termini di servizi o di strategie. Per cui sono dati che non riusciamo ad avere in termini... Ce le avremo quando tutte le regioni si allineeranno a quello che ci ha indicato il Ministero e io spero che pian pianino questo accada. Ok, grazie. C'è un ragionamento che non so se può aiutare. Ipotizziamo che ci sia una percentuale, un'incidenza di positivi sulla popolazione dell'1%, no? Sono 5 milioni di veneti quando sono 50.000. Voi dite, va bene, se noi facessimo un'istantanea e recuperassimo tutti i 50.000, li isolassimo e avessimo anche la fortuna che non avessero dato vita a nessun contagio nel frattempo, diciamo, chiudiamo il cerchio. L'R con T ci dice che se R con T è 1, vuol dire che questi 50.000 danno vita ad altri 50.000 poi, e poi ancora e via. Allora, in questo mare magnum dei primi 50.000 ipotetici, noi andiamo a pescare, ne tiriamo su 3.500 al giorno. Quindi riduciamo la possibilità che vadano in giro. C'è chi va a pescare e ne tira su 500, chi ne tira su 1.000. Allora, siccome ormai è un dato assodato che sembra che l'incidenza sulla popolazione italiana sia dell'1%, perché noi discutiamo su sto dato? Perché se è vero che il bacino è da 1%, se io sono stato più bravo a pescarne 3.500 a differenza di qualcun altro, non puoi dire che io ho più positivi. Cioè, questo è il tema che non riusciamo a spiegare. Era esattamente quello Sì, che per cercavo questo te l'ho di detto. dire, perché se per fatalità questi sono pure asintomatici, dall'altra parte non li troveremo Considerate mai. che ci sono regioni che l'asintomatico e il contatto stretto non lo È testano. quello che ha detto la dottoressa prima, appunto per questo. Quindi non risulta. Quindi resta nel bacino di 50.000 non trovati. Marchiori. Poi Bonnet che aveva un'ultima Sì, domanda. buongiorno a tutti. Mi riallaccio subito a questa, a questa osservazione del Presidente. Voglio dire, a parte il fatto che lo si sta ripetendo ormai da tantissimo tempo questo concetto, com'è possibile che non venga preso in considerazione a dovere? Per un semplice motivo, cioè che noi siamo come al solito, come si dice, da noi siamo tedeschi, no? Cioè l'abbiamo fatto con i FAS, lo facciamo con molte cose, siamo rigorosi nel fare la roba. Oggi se l'ISS decidesse di mettere una pallina in maniera rigorosa, gli tocca dichiarare che molte regioni non lo stanno facendo. E io stamattina l'ho chiesto al professor Brusaferro per la stima che ho nei suoi confronti, però noi non possiamo continuare ad essere in testa alle classifiche semplicemente perché rispettiamo le regole. Mi ha detto che hanno dei dati, e cerca di farli elaborare per vedere di capire. Noi non vogliamo la patente di virtuosità, diciamo solo, premesso che la ricerca, ecco, forse lo dico in maniera ancora più semplice, un discorso è tutto quello che sta alla mia destra, che sono la condizione sanitaria, le infezioni, i casini, la pressione negli ospedali, la mortalità, questa roba. L'altro discorso a mia sinistra è la pesca dei positivi nella popolazione. Premesso che quello che è a destra è un problema, sulla sinistra c'è il tema del ritrovare i positivi. Possiamo avere un dato omogeneo a livello nazionale? Oggi non c'è. Questo è il problema. Per questo vi invito a non continuare a dire che perché siamo bravi siamo i peggiori. Ecco, Presidente, però io... Sulla pesca dei positivi, non sulla gestione. Sì. Io ho fatto, già proprio ieri ho fatto questa osservazione, mi sono messa nei panni di chi accende la televisione e guarda il telegiornale, parliamo di livello nazionale, ok? E si trova la piantina dell'Italia, vede varie regioni colorate di giallo, arancione, rosso, quello che è, e si trova il Veneto colorato di giallo con questa cifra superiore alle altre. Quindi è normale che poi nelle altre regioni o magari i suoi colleghi, i stessi presidenti, quello che è, dicano ma com'è possibile? Nonostante da qui, però a questo punto lo facciamo a livello regionale e locale, non si faccia altro che ripetere da tempo, ormai da settimane se non da mesi,
la questione dei tamponi, per cui qui c'è anche un problema di comunicazione generale. Ma guardate, voi siete fondamentali per comunicare la verità. Se si continua a scrivere quello che che si vuol dire che il Veneto ha questo primato negativo, ok, scrivetelo, cosa volete che vi dica? Però noi che siamo qui lo facciamo a livello locale, bisognerebbe che il insomma, non messaggio tutti, passasse a livello non nazionale. tutti, non tutti, No, perché non comunque tutti. non è passato il principio. Ieri sera ero da Bianca Berlinguer e anche lei mi ha fatto la domanda. Avete sentito la risposta? C'era anche Bonaccini, ha detto è vero. Bonaccini a fianco ha detto sì, effettivamente è così. Prego? È un suo grande amico, diciamolo. No, ma lo avrebbe detto chiunque, ma guardate, a me fa star male pensare che io ve lo sto dicendo da marzo sto problema, solo che a marzo poi è sfuggito perché la situazione è stata una situazione nella quale noi siamo usciti per primi. E allora invece adesso cosa accade? Accade che avendo noi questo dato si vuole fare questa correlazione maliziosa situazione sanitaria dato dalla ricerca. Io la farei all'inverso la correlazione. Però, ripeto, se dovete scrivere, scrivete, siete liberi, pretendete però di avere i dati di altre regioni che siano uniformi. Noi siamo a disposizione della dottoressa Russo per dirvi se mi ha dato dati uniformi o no. Vi ho fatto prima l'esempio, ve lo rifaccio, so che vi sto stressando, ma ve lo dico. Nei tamponi molecolari positivi, attenzione, che chi ha tanti tamponi rapidi carica i positivi sui molecolari, perché c'è l'obbligo della conferma col molecolare. Quindi non è neanche quello un dato attendibile se non si guarda bene. Ecco, poi lei prima ha dichiarato siamo l'unica regione, se non una parte di un'altra regione, in Italia a dichiarare tot tamponi. Sì. Come mai? Perché le altre regioni non li dichiarano o perché non No, è in itinere, effettuano? guarda, vi abbiamo dato la È in carta. Sì, itinere, ce l'ho, è ce in l'ho. itinere. Ma Allora tutte le regioni hanno chiesto che venissero inseriti tutti i tamponi rapidi che venivano fatti proprio per avere una stima che fosse corretta rispetto alla diagnostica che fa ogni regione. Quindi, Il Ministero ha scusi, messo giù dei punti per cui dice va bene, noi li mettiamo dentro, però dovete metterli dentro con le modalità che vi indichiamo noi e ha mandato questa circolare. Le regioni via via li stanno inserendo, però siccome non sono ancora tutte allo stesso livello, i dati non sono tra loro confrontabili. quindi le altre regioni i test rapidi li hanno sempre effettuati finora. Questo noi non lo possiamo sapere fino a quando non li inseriranno. Ok, Di perché certo appunto... più di qualcuno dopo di noi perché abbiamo anche prestato i tamponi. Ok, e mi viene spontanea un'altra domanda. Questa circolare che è arrivata con queste nuove disposizioni è partita perché la questione l'ha sollevata il Veneto? Certo. Ok. Ma ti dico anche di più che il Veneto ha anche addirittura fatto una gara nazionale per Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna e Lazio per comprare i tamponi rapidi. C'è più chiara di così. Ma noi ne avevamo già 1,5 milioni prima. Per questo è stata affidata a noi sta roba, perché noi già li utilizzavamo da settimane e ne abbiamo anche prestato a regioni quando ce li hanno chiesti per iniziare. Cioè, insomma, non è che possiamo passare da Lazzaroni dopo aver fatto tutto questo lavoro. Ecco, poi solo una domanda per la dottoressa Russo riguardo i vaccini. Lei prima ha detto, fino a che non arrivano i vaccini mi sento in trappola. Ecco, io ho avuto modo di sentire tantissime persone, telespettatori, insomma persone con cui si parla quotidianamente, spaventate dal virus e dai contagi, ma allo stesso tempo spaventate anche da questo vaccino che, nonostante quando verrà messo sul mercato sia stato sperimentato, comunque è un vaccino, diciamo, che entra nei nostri corpi in maniera completamente nuova, per cui c'è questa paura da parte delle persone. Allora io le dico che confermo quello che ho detto prima, se vogliamo sconfiggere questa malattia, così come è successo nella storia, io non so se voi siete state al Museo della Medicina di Padova, ma se vi capita ci passate, andate a vedere dove si parla di vaccini e vedete una struttura che è una sorta che si chiama polmone d'acciaio. Allora, quella era quando circolava il virus della polio, le persone, insomma, molte andavano a finire lì, oppure avevano la paralisi flaccida e tutte quelle cose. Poi è arrivato il vaccino, ha cambiato la storia. È chiaro che
il vaccino, la possibilità insomma di stimolare l'immunità per contrastare una malattia cambia la storia delle persone e quindi cambia la storia insomma della società e della popolazione. E così è anche per questo virus. È chiaro che si è fatto più in fretta possibile per pagare il prezzo più basso possibile, perché questo è acquisire un vaccino e cercare di pagare il prezzo più basso possibile nei confronti di un virus che sta generando a livello mondiale quello che sta generando. Quindi io capisco anche un po' insomma di incertezza e di titubanza. Il Ministero e anche noi ci stiamo muovendo anche a livello regionale per costruire una campagna informativa che possa essere la più chiara possibile e la più utile possibile a tutti i cittadini a superare quelle che possono essere le paure. Però è anche vero che quando andiamo a finire in ospedale non abbiamo nessun veto a poter utilizzare tutti i farmaci possibili per uscire dalla malattia, ma una cosa è curare e avere gli esiti di una malattia, una cosa è evitare che la malattia possa svilupparsi a livello insomma del nostro organismo. Quindi sono due cose che vanno pesate in maniera corretta, però è anche giusto che noi con la nostra comunicazione, con tutti i mezzi che metteremo in opera da soli e insieme al Ministero, dobbiamo dare tutte le certezze e le sicurezze insomma possibili sull'utilizzo e sull'efficacia del vaccino. Ecco, dottoressa, poi mi taccio, prometto. Sempre sui vaccini, però questa volta anti-influenzali. Io so che ho già posto questa domanda qualche giorno fa, però continuano ad arrivarci segnalazioni di soprattutto molti anziani che non riescono ad effettuarli, addirittura dicono proprio quest'anno che dovremmo farlo più delle altre volte e quindi sono molto preoccupati per questo motivo. Cosa possiamo Allora, dirgli? possiamo dire che noi abbiamo, le farmacie non hanno, insomma, avevamo messo da parte per loro 30.000 dosi, le hanno lasciate alle aziende ULSS, quindi le abbiamo ridistribuite alle aziende in modo che li potessero usare in maniera mirata per i soggetti ultra 65 anni che insomma non hanno potuto usufruire della vaccinazione. Abbiamo anche comprato, per quello che era disponibile sul mercato, altre quote di vaccino, 3.000 dosi, non sono tantissime, ma comunque le abbiamo acquistate. Il Ministero ci ha messo a disposizione del vaccino invece per la fascia che va dai 2 anni fino ai 18 anni, li abbiamo distribuite alle ULSS per offrirle a questo target. E poi insomma se ci venissero offerte o si aprissero possibilità di averne ancora, noi ce l'avremo. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter, ci abbiamo pensato per tempo, raddoppiando quasi il quantitativo dell'anno scorso e quindi cerchiamo di rispondere naturalmente a tutte le richieste per quello che riusciamo. Bonet, poi ragazzi direi di procedere perché è ancora un po' lunga. Nel computo dei test rapidi rientrano anche quelli fatti dai medici di base? Certamente sì. Certamente sì. Tutti i test rapidi che vengono fatti sulla popolazione. Però è chiaro che se il test rapido positivo viene confermato con un test molecolare al momento, secondo la definizione di caso e secondo le indicazioni che abbiamo, e nel denominatore invece devono essere considerati tutti i test. E siccome vogliamo infilarci ancora di più nei guai, Ecco. adesso chiuderemo anche con le farmacie, quindi facciamo test anche in farmacia. Aiuto, ancora complicato. Sempre nell'ottica del mare, quei 50.000 da trovare. No? Aiuto, Sì. vedremo. Allora, Dei medici di base? Abbiamo questo dato? Ce l'ho. Comunque 50.000 finora fatti più o meno la settimana scorsa, però vediamo un dato nei prossimi giorni. Sì, vediamo un dato anche riassuntivo con la percentuale di adesione di medici, quanti sono e anche il target, cioè quanti ne fanno 0, quanti da 0 a 5, quanti da 5 a 20 tamponi. Abbiamo fatto un bel lavoro. Anzi, abbiamo anche quelli dei PLS, iniziano ad arrivare, quindi riusciamo a dare dei pediatri. PLS. Non è una domanda, è soltanto una conferma su 3 numeri. Pensavo 3. fosse un complimento. No. I complimenti bisogna farli all'interprete dei segni che oggi secondo me è sotto pressione. Io ho capito che fa sempre così. Cosa vuol dire così? Lavoro, visto? Dai Filippo, dai. No, allora,
Se ho capito bene, dottoressa, l'RCT attuale viene stimato in Veneto a 1,11. Questo è quello del report della settimana scorsa, non quello di adesso che ancora non ce l'abbiamo. Ha detto intervallo di confidenza 0,85, quindi... Nel limite inferiore Sì. e 1 e 18 e 16 nel limite superiore, adesso non ce l'ho qua. Da 0,80 a 1,16. Sì, una cosa del genere. Va bene. E positivi da 439 a 413 Su ogni 100.000. 100.000. Sì, ce l'ho qua. E incidenza stimata in Questa è Veneto? l'incidenza, è quella che le ho detto. Allora, I ce l'ho 4 e qua. 13. Ah, 88.000 adesso. 88.000 i test fatti dai medici. L'incidenza è questa, 413 su 100.000 Ok, grazie. al 2,12. Grazie. Potevo 4 pagine domani. E a questo punto, Presidente, direi che possiamo La vicepresidente introdurre il tema dei trasporti, Sì, che è anche perché è altrettanto importantissimo. complicato. Esatto. Prego. Risposta. Sì, ma ci va. Arrivederci, grazie. Cosa succede? Ragazzi, però, scusa, allora... Tranquilli, No, no, tranquilli, solo siamo qui apposta. velocissimo, Prego. è una domanda extra Covid. Sì. Il caos che è successo ieri per quanto riguarda il Mose a Venezia. Lei ha detto che i poteri di decisione dovrebbero essere dati al sindaco. Sì, vorrei dire, sempre nell'ottica del magazzino delle mie dichiarazioni, che io l'ho detto anche il giorno dell'inaugurazione del Mose e sono stato letteralmente ignorato da tutti, no? A me sembrava che l'unica roba da dire il giorno che si inaugura il Mose sia quello di capire chi lo gestisca. E quel giorno ho detto, guardate, secondo me, che sono un autonomista impenitente, cioè il guardiano del territorio è il sindaco di Venezia, è inutile che stiamo qua tanto a menarla con tanti bei discorsi. Uno che vive lì, che ha i piedi, che appena c'è l'umidità se la sente sui piedi, perché vive come i cittadini, cioè nel senso che il governo della laguna deve essere dato al sindaco, cioè il magistrato alle acque deve essere del comune di Venezia. Guarda, se dovessi fare una legge farei così, ma del resto la Repubblica Veneta faceva così. Guardate, io non ne faccio una questione di latitudine Roma, non Roma, ne faccio una questione pratica. Più vicino c'è il detentore di interesse all'interesse, cioè il detentore di interesse è quello che va sotto acqua, l'interesse è non averla, hai risolto il problema. Dopodiché non entro nel fatto specifico. Di certo le previsioni meteo che ci davano i nostri uffici erano disastrose negli ultimi 4-5 giorni. Quindi sapete ragionare di 5 centimetri, 125 a 130, un colpo di vento un attimo. Grazie. Prego. Forse c'era Alda? Idem. Mi basta così? Obiezione, visto che ormai è domande e risposte, cioè so che il MES è questione che attiene al governo, ma essendo lei autorevole, come dire, protagonista della politica nazionale, molto ascoltato anche a livello dei media nazionali, mi chiedo che cosa ne pensa di quello che è successo oggi. Non so cosa è successo. In Parlamento credo che l'abbiano approvata, adesso ero qui per Non cui so nulla, la sai, scusami. risoluzione. Per voi non siamo stati in riunione fino adesso. Il regolamento del MES. Ma cosa hanno deciso? Che Non è lo so. altra cosa rispetto poi all'utilizzo del MES sanitario. Cioè, Vabbè, cosa hanno deciso? Approvato il regolamento. Ah, vabbè. Grazie. No, ma guardate, sul MES io posso solo dirvi questo, che è una partita che è stata oggetto di un dibattito politico che si sta trascinando da mesi. Ho l'impressione che il dibattito anche che si è creato abbia dato un gran alibi al governo per stare ben riparato, diciamo, in luogo sicuro per mesi. Ne è venuto fuori finalmente chi è il vero responsabile, è il governo che deve decidere sul MES, di certo non i presidenti di regione. Allora, questa è una domanda che era un tormentone quest'estate. Tu non potevi aprire bocca e ti chiedere, ma lei è a favore del MES? Cioè, il MES non è una roba che decide la regione. Io invece sono molto preoccupato per i media nazionali del recovery plan, nel senso che ad oggi le regioni non sono state minimalmente coinvolte. Non è una questione di lobby o di difesa di bottega. Ricordo solo che il recovery plan serio
prevede cantieramenti che siano efficienti, che si crei economia, si creino posti di lavoro. Bisogna garantire che i lavori vedano anche una fine e non solo un inizio. Penso che lo strumento delle regioni sia il migliore. Grazie. Vi lascio in buona compagnia. Allora, siamo riusciti a far guadagnare... No, lo so. Assessore De Berti. Prego, poi dopo le domande. Ma no, guardate, velocemente, stamattina abbiamo incontrato tutti i prefetti dove sostanzialmente loro hanno preso atto in questo DPCM dove diciamo che il piano della ripartenza è stato, tra virgolette, scaricato su di loro la responsabilità di riportare i ragazzi a scuola. Loro prendono atto del fatto che in Veneto il piano sostanzialmente lo abbiamo già fatto, i tavoli provinciali li abbiamo già fatti, è un mese che stiamo lavorando e loro a questo punto, se dovessero riattivare i tavoli e cominciare oggi, una cosa è certa, ne sono consapevoli, i ragazzi il 7 di gennaio a scuola non ci andrebbero. Quindi loro sostanzialmente sono stati completamente collaborativi, hanno detto che faranno una riunione dei tavoli provinciali tra venerdì e lunedì, tutti i prefetti attiveranno i tavoli provinciali dove inviteranno anche la regione, ovviamente l'ufficio scolastico provinciale, regionale, eccetera, e sostanzialmente passeranno all'esame diretto del nostro piano. Tenete presente che noi, in assenza di dati, perché mentre già a settembre non avevamo informazioni, questa volta abbiamo cercato di anticipare, abbiamo con l'unico dato certo della capienza del 50%, perché è l'unica informazione che avevamo, abbiamo ragionato su 3 scenari, 50% in presenza, 80% in presenza, 100% in presenza, sperando di riuscire a beccare uno degli scenari, riuscisse a beccare la volontà del governo di quanti studenti far tornare a scuola, perché quello per noi è fondamentale. Hanno stabilito il 75%, con l'80% direi che ci siamo perché di fatto cambia poco. Sull'80% parliamo di 800 autobus che dovranno essere trovati sostanzialmente a livello regionale, 802, di cui 771 privati. 71 privati. Con le aziende di trasporto, nei confronti che abbiamo fatto, è emerso anche la necessità di ipotizzare l'assunzione di personale per il controllo anti-assembramento nelle stazioni o nelle fermate più critiche, e tutte le aziende di trasporto insieme hanno espresso la necessità di assumere 227 persone. Tenete presente che un piano di questa modalità costa oltre 31 milioni di euro per riportare i ragazzi a scuola. È stato escluso il doppio turno ed è stato escluso sia il doppio turno mattina-pomeriggio sia il doppio turno 8-10. Invece è stato mantenuto, a seconda degli accordi tra scuole e aziende di trasporto, la possibilità di entrata fino alle 9. Fermi, allora. Giacomuzzo, se no qui non ne usciamo più. Bonnet. Chiedo scusa. I 31 milioni da dove arriveranno? Beh, considerando che questo piano sostanzialmente il DPCM ha previsto che lo facciano i prefetti, noi lo abbiamo già fatto, ma è un'incombenza che va sui prefetti ed emerge come imposizione dal DPCM, tutte le regioni, non solo il Veneto, danno per scontato che queste risorse arriveranno da Roma. Non c'è nessuna regione che sta ragionando in termini di sostenere con il proprio bilancio questi costi, ma perché le regioni non sono nelle condizioni di poterlo fare. Abbiamo avuto delle rassicurazioni negli ultimi incontri che abbiamo fatto con il ministro De Micheli, che ha detto che nel 2021 saranno stanziate ulteriori risorse per i servizi aggiuntivi. Però ovviamente non sono quantificate, non ho idea se loro abbiano idea di quanti soldi servono per portare a scuola il 75% dei ragazzi. Marco Bone. Una domanda, 75% dei ragazzi, quanti ragazzi parliamo in termini assoluti? Allora parliamo di 213 più o meno mila
ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, ne dobbiamo portare a scuola sostanzialmente 160.000. Però questi 160.000 non utilizzeranno tutti Certo. ovviamente il mezzo pubblico, quindi abbiamo sostanzialmente incrociato dati che arrivano dalla scuola in base a sondaggi e dati che aveva la scuola, dati che avevano le aziende di trasporto, e le aziende di trasporto hanno sostanzialmente fatto emergere questo numero di autobus aggiuntivi. Tenete presente che i bus privati non hanno omologati posti in piedi, quindi Certo. portano solo 25 persone. Ok, poi l'altra domanda riguarda il tema degli orari. Vedo che si parla di estensione al sabato, questa cosa è stata considerata? No, le scuole, allora no, non l'abbiamo considerata noi in questo frangente, anche perché ci sono già scuole che vanno a scuola il sabato e scuole che fanno invece l'attività scolastica su 5 giorni. Manteniamo l'organizzazione fino ad oggi, poi non so se si inventa. Ecco, allora è ovvio che il piano sta in piedi se le regole sono certe. Se cammin facendo cominciano a scombinare tutte l'organizzazione e inseriscono nuove regole, è ovvio che bisognerà rivederlo. Ok, poi una mancanza mia, non so questo 75% a che classe afferisce, cioè quali ci sono delle classi 75% degli studenti. dalla prima alla quinta, quindi non ci sono trattamenti Allora, diversi. l'indirizzo dell'ufficio scolastico, però qui parlo in ambito scuola, ovviamente ufficio scolastico regionale, l'orientamento è quello di portare a scuola i ragazzi di prima superiore e i ragazzi di quinta, perché hanno gli esami, i ragazzi di quinta e gli esami, e i ragazzi di prima superiore perché già hanno avuto una chiusura della scuola secondaria di primo grado un po' burrascosa, fargli fare anche il primo anno, però non so, poi ogni dirigente scolastico, l'importante è che ogni istituto abbia il 75% degli studenti a scuola ogni giorno, poi non so come si organizzeranno, però faranno varie valutazioni sicuramente. Alda Vanzà. Quindi, vicepresidente, in pratica voi avete fatto il piano prima ancora di sapere che non dovevate farlo. Questo piano l'avete girato ai prefetti, i quali senza il vostro piano dicono noi non saremo in grado di fare niente, i ragazzi non andrebbero a scuola, prenderanno la vostra programmazione e la attueranno a livello provinciale, è corretto? La manderanno a Roma come piano sostanzialmente per il rientro a scuola e ovviamente speriamo che poi le risorse vengano stanziate, perché le aziende stipuleranno dei contratti con le aziende di trasporto privato e questi contratti poi dovranno essere onorati. È ovvio che se dovessimo ragionare sulla certezza che noi abbiamo oggi dovremmo star fermi, perché oggi noi non abbiamo certezze su nessun fronte se non che il 50% della capienza dei mezzi, punto. Poi su tutto il resto è tutto un'incognita, ma tutte le regioni si stanno muovendo, ognuna facendo le proprie valutazioni, perché ad esempio in Piemonte hanno scelto il doppio turno 8-10, sta succedendo il macello, si stanno ribellando tutti. Noi abbiamo lasciato stare la scuola, che è un mondo difficile, e abbiamo ripiegato un po' di più sui trasporti, cercando di adeguare di più i trasporti alla scuola. Scusi, il 75% è riferito alla presenza in classe degli studenti, dopodiché saranno quindi, quello che una volta era il provveditore agli studi, a decidere se saranno solo le prime e le Sì, quinte io non o sono tutti, entrata e nel li merito decideranno di loro. come si E il organizzeranno. 75% è anche capienza dei mezzi o lì invece il 50%? No, la capienza rimane il 50, è l'unico, ok. a meno che non la cambino. Cioè io vi dico, oggi 9 dicembre la capienza dei mezzi è il 50%. Cosa succederà domani? Ahimè, non lo so. No, al ritorno a scuola. Noi abbiamo fatto il ritorno a scuola, i vari scenari sono 50, 80, 100 con la didattica in presenza, sostanzialmente, tenendo in considerazione che c'è un 50% di capienza sui mezzi, considerando però che sui mezzi TPL la capienza, ad esempio vi dico, su un 18 metri urbano, 159 posti, la capienza dell'80% quando si parlava di assembramento era 127 dell'80%, 12 metri extraurbano, 78 posti, un 62, oppure se adesso è il 50 dividete per 2, ok? I bus turistici hanno 52 posti seduti, sono 25-26.
Quindi ci servono il doppio di bus turistici rispetto a quelli che potrebbero servire se la capienza fosse 100% seduti, perché non possono stare in piedi. Bene, altre domande? Vi Per vedo oggi- provati. Cioè, oggi ci avete... Oggi siamo stremati.